In fiera a Berlino il mondo ortofrutticolo veneto è rappresentato da singole realtà aziendali e dai principali consorzi di tutela, tra cui quello dell'aglio bianco polesano DOP, un ortaggio prezioso in cucina e molto utilizzato anche per le sue numerose proprietà antibatterica, antisettica, ipotensiva e come regolatore del sistema cardiovascolare. Anche quest'anno il consorzio ha rinnovato la sua partecipazione a Fruit Logistica, un importante appuntamento in cui ci si confronta tra operatori e si ha l'opportunità di incontrare di persona i clienti, ci spiega il presidente del consorzio Massimo Tovo. Durante l'anno i rapporti di lavoro sono necessariamente fatti per telefono o via mail. Qui in fiera c'è il contatto diretto, che è ancora una cosa importantissima, osserva Tovo. Qui a Fruit Logistica si ha anche l'opportunità di capire dove sta andando il mercato e quali sono le novità, non solo dal punto di vista produttivo ma anche commerciale, continua il presidente del consorzio che è anche un produttore. Per l'aglio bianco polesano il mercato di riferimento resta quello nazionale, solo una piccola parte del prodotto viene esportato in Germania e in Svizzera. Quello che lo differenzia dall'aglio di importazione è l'alta percentuale di sostanza secca e l'alto grado di serbevolezza, garantito dal bulbo radicale che in fase di post raccolta non viene eliminato. Questo con dei costi di lavorazione notevoli, ma anche con una conservabilità maggiore. In Polesine l'aglio è una cultura molto diffusa e vanta una tradizione molto antica, storicamente esisteva già dal 1500. Dal 2010 l'aglio bianco polesano ha il riconoscimento europeo del marchio DOP. I produttori associati al consorzio sono circa una trentina. L'auspicio, sottolinea Massimo Tovo, è che altri agricoltori decidano di consorziarsi. Se vogliamo far conoscere sempre di più il nostro oro bianco è necessario fare promozione. Per mettere a segno azioni di comunicazione di un certo rilievo bisogna fare massa critica, chiude Tovo, e il consorzio è l'unico modo.